Il piede della diga di Rapallo ha retto, a dirlo i periti dopo l'ultima verifica sulla mantellata naturale del Carlo Riva, massi posizionati negli anni 70 e ancora in buone condizioni. Per il porto una notizia decisiva. Riteniamo di poter immediatamente, a breve, proprio anche probabilmente nella prossima settimana, iniziare a fare arrivare i massi per diciamo, ripristinare la sicurezza del porto, e questo cosa ci consentirà? Ci consentirà di poter mantenere tutti gli ormeggi del Molo Langano attivi, il centro commerciale attivo, ma soprattutto di consentire agli operatori economici della città, al porto pubblico, di andare avanti anche nella prossima stagione estiva. Prime operazioni che permetteranno di mettere a disposizione 50-60 ormeggi, un porto ridotto ma che potrà tornare ad accogliere le barche. Nel frattempo si lavora al progetto della futura diga che dovrà tener conto di eventi meteorologici straordinari. La famiglia Riva è pronta dal primo giorno alla ricostruzione e a fare tutto quanto necessario, perché è un dovere che ha nei confronti, e se l'è sentita fin dal primo giorno, nei confronti di tutti i clienti, soprattutto di tutti coloro che lavorano a Rapallo. Il Codacons ha presentato un esposto sulla realizzazione della diga, secondo testimoni non era in cemento armato e dunque insufficiente a proteggere le imbarcazioni. Marina Scarpino si dice serena, spiega che già in queste ore le assicurazioni si sono dette pronte a dare i primi fondi per iniziare i lavori. Se qualcuno ritiene di andare avanti in un'azione per cercare di far passare un certo tipo di notizia, che lo faccia. Poi ovviamente la verità viene sempre fuori e di conseguenza io sono assolutamente serena, come la famiglia Riva è assolutamente serena.